Buongiorno a tutti, dagli studi di Radio Conegliano Veneto Globe, Carmen Morandin vi auguro una buona giornata. Oggi parliamo di grafologia. Abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi il signor Renato Pasqualotti. Buongiorno signor Pasqualotti. Buongiorno a lei, grazie dell'invito, saluto tutti i telespettatori e ho l'opportunità oggi di parlare un po' di questa materia, un po' particolare, un po' singolare. Allora, Renato Pasqualotti è noto grafologo in Conegliano. Ci dica, signor Pasqualotti, dove ha lo studio lei? Io ho lo studio qui a Conegliano, in Piazza Cima, al numero 2, sopra il Caffè Teatro. E fa solo il grafologo, fa corsi, mi sembra di aver sentito, cosa fa lei anche oltre? Ma qualcuno di voi magari mi conosce come pittore, però io sono grafologo dal 2008. Pratico questa mia professione tenendo dei corsi, facendo delle analisi particolari specifiche, nel caso appunto questo mi venisse richiesto, e quindi questo dal 2008. Allora ci spieghi cos'è la grafologia? Sì, la risposta è doverosa, perché qualcuno appunto, sapendo che io sono fondamentalmente un pittore, quindi occupandomi d'arte, spesso confonde grafica con grafologia, oppure calligrafia, che è lo studio cioè della bella scrittura, se vogliamo, quindi dal punto di vista estetico. La grafologia è quella materia che studia l'individuo, lo scrivente, dalla lettura, attraverso la lettura e l'interpretazione della scrittura, quindi del movimento grafico. È molto importante perché l'impulso che parte dal nostro cervello fa sì che noi muoviamo il braccio in un modo piuttosto che in un altro, in un modo contenuto. Se noi abbiamo un'idea del noi molto ristretta, in un modo quasi introversivo, oppure il contrario, espansivo, la persona estroversa farà dei movimenti molto ampi nella gestualità e li fa anche nella scrittura. Quindi il grafologo, che ha una conoscenza di un centinaio di segni, quindi questi indici, combinerà tutti questi segni insieme per dare il profilo esatto dello scrivente. Quindi è interessantissimo perché il grafologo non ha bisogno di avere lo scrivente davanti, ha il scritto che è come un elettroencefalogramma che può dare 1000 indicazioni. Molto interessante. Grazie. In che ambiti viene usata la grafologia? Sì, la grafologia, che in Italia è nata all'inizio del Novecento, ma ha avuto gli sviluppi maggiori attorno al 1960, grazie a padre Girolamo Moretti, attualmente trova addirittura delle applicazioni anche nel periodo dei primi anni della vita, analizzando lo scarabocchio del bambino. Poi l'altra forma di scrittura è il disegno, sempre nel bambino, per arrivare poi nell'adolescenza a capirne le possibili problematiche in quel periodo così difficile di cambiamento, di voglia di essere piuttosto che di essere, per poi andare a capire lo scrivente, capirne la personalità, il temperamento, le attitudini, quindi nell'ambito della professione, ma prima ancora della ricerca, per esempio, della facoltà universitaria più adatti, nell'ambito della coppia, perché le coppie, i due partner trovino sintonia, quindi dà anche una certa garanzia di continuità. Poiché dà tutte le indicazioni, sia del nostro passato, del legame con la figura materna, la ricerca del padre, delle attitudini, ma anche delle aspirazioni, noi possiamo fare un po' la storia dello scrivente, anche proiettare quelle che possono essere le sue possibilità e la realizzazione appunto dello scrivente, in tutti gli ambiti, sentimentale, personale, professionale. Addirittura abbiamo una forma attuale di grafologia medica e psichiatrica, per cui possiamo vedere già le predisposizioni a un certo tipo di somatizzazione del problema, perché il primo anno di crisi lo abbiamo a livello cerebrale, ci sono dei segnali che appunto possono essere trasmessi attraverso la mano sul foglio. Vediamo le demenze senili, le possibili future demenze senili, le malattie cardiache e via via via. Quindi l'applicazione non è soltanto, come molti credono, nell'ambito peritale per la verifica, l'autenticità delle scritture o dei testamenti, ma in qualsiasi ambito dove l'uomo, l'individuo,
abbia quindi attinenza e possa dire qualcosa di suo attraverso appunto questo strumento che è la scrittura. È vero anche ciò che si vede alla televisione, per esempio che la polizia usa a leggere la grafia di assassini, cosa viene usato anche in questo ambito oppure è finzione? No. Anche nell'ambito criminologico. Sì. Io ho avuto modo di seguire un corso a Milano proprio in questo settore, dove sono state analizzate le scritture di più famosi criminali. Mi viene in mente Omar, mi viene in mente il mostro di Firenze, che hanno lasciato la Franzoni, che hanno lasciato quindi delle tracce, e si è potuto vedere come queste scritture, che poi tanti telespettatori avranno già visto in televisione, che sono scritture un po' impedite, un po' rallentate, quindi con una scrittura quasi elementare, sia appunto una testimonianza, un segnale di patologie particolarmente gravi. Ecco, quindi il grafologo in questa branca che è della criminologia può veramente dare un contributo. È interessantissimo. Se andiamo sul pratico, Renato, sì. Qualche esempio, non so come ci dicono, chi fa la così, chi fa la C, di qua, adesso non so se dico una stupidaggine, però mi dica un po'. Ecco, sì, è un po' semplicistico perché io che tengo corsi appunto e ho avuto molti allievi in questi anni, dal 2008 in poi, la prima cosa che mi chiedono è un po' questa: ma allora io che scrivo così, che cosa vuol dire? Ma allora il mio amico che ha questa A in un modo o questa B in un altro? No, non è così semplice. Il grafologo ha delle nozioni fondamentali importanti, deve mettere insieme tanti elementi per creare la combinazione, per fare un profilo il più preciso possibile dello scrivente. Allora, Carmen mi chiedeva chi fa la A in un modo piuttosto che chi fa la A in un altro. Io, in modo molto semplice, per essere un po' alla portata di tutti, posso dire questo: se c'è una predominanza dell'angolo, quindi della rigidità, noi troviamo uno scrivente piuttosto reattivo, piuttosto rigido. Se teniamo conto che la scrittura mi riporta al movimento del braccio, voi potete capire che se io do un pugno lo faccio piegando il braccio ad angolo. Se faccio braccio di ferro, quindi faccio resistenza, piego il braccio. Quindi il mio segno sarà tendenzialmente un segno angoloso. Viceversa, se io invece ho un segno affettuoso, abbraccio la persona, quindi faccio un movimento ampio, ecco che quindi mi trovo con il segno curva, quindi il movimento più ampio, con meno interruzioni, che dà più continuità, ed è appunto il segno dell'altruismo, della bontà, che è appunto il segno curva. Ecco, questo proprio in modo estremamente sintetico. Ma sicuramente avremo modo di parlare ancora di questo argomento che è molto affascinante. Le volevo chiedere una cosa: lei ha avuto modo nel suo lavoro, in questa professione, di analizzare delle scritture di personaggi importanti? Sì, io ho avuto l'opportunità, ed è stata una grande opportunità, nel 2010, nell'anno in cui è stata fatta quell'importante mostra a Palazzo Sarcinelli di Giambattista Cima, di promuovere un incontro appunto sulla personalità del Cima, analizzando un manoscritto del 1513, un manoscritto estremamente eloquente. Poco si conosceva della struttura comportamentale, temperamentale del Cima, si conosceva più l'aspetto se vogliamo tecnico, pittorico, ma poco del Cima. Da lì ho scoperto per esempio la sua voglia di innovarsi, la sua come potremmo dire, parsimonia più che avarizia, il contatto con la terra. Abbiamo visto che il Cima era proprietario terriero nella zona di Cimetta, di Cimavilla, ma soprattutto la sua ritrosia da certi segni, cioè il fatto lui di partecipare soltanto in ambito pittorico nell'ambiente clericale ed avere immagini soprattutto o quasi esclusivamente religiose. Ecco, questo sì. Però anche il Cima siamo andati a analizzare, signor Grazie. Pasqualotti. Ma
Personaggi più recenti, famosi. Sì, beh, c'è un famoso responso grafologico di Silvio Berlusconi Oh, sì, questo ci interessa. Ci dica, che ha fatto la mia, non vorrei esagerare di dire collega, ancora negli anni 90, quando Berlusconi era poi agli albori della politica, e ne ha visto in Berlusconi un atteggiamento estremamente diplomatico, se così vogliamo, di entrare dentro in modo estremamente col segno fluida, entrare dentro in campi che magari non erano proprio i suoi, come è stato nell'ambito della politica, avere atteggiamenti seduttivi, una grande capacità di autoaffermarsi e una grande energia. Possiamo Comunque, confermare tutti questo. Ecco, è stato interessante perché questo lo si diceva, ed è importante quello che vi sto dicendo, perché Manetti diceva appunto, la grafologa, che nel momento in cui lo scrivente, in questo caso Berlusconi, avesse trovato delle persone che lo avessero contestato, questo per lui sarebbe stato una linfa di rinnovamento e di battaglia, e così in effetti abbiamo visto. Certo. Pasqualotti, è interessantissimo questo argomento. Però non ci accontentiamo di due, dai. Ci racconti di altri recenti, magari, non so, anche a livello di spetegules? Sì, sapevo che saremmo arrivati qui, in effetti. È una materia anche un po' pericolosa. Perché è pericolosa? Perché poiché il grafologo riesce, se abile, un po' a vedere tutto, non solo le attitudini, il passato, ma anche i limiti, i difetti, se vogliamo. E quindi anche chi in genere mi chiede, ma sai, dimmi qualcosa della mia scrittura, e io comincio un po' a guardare, perché la prima cosa che si guarda è un po' l'aspetto globale della scrittura. Mi sento no? in imbarazzo perché sta guardando la mia. Quindi come uno si presenta, così come ognuno si presenta, l'altro si presenta in un modo entusiasta, oppure rigido, oppure distaccato, diffidente, o fin troppo invadente, confidenziale. E così anche noi, quando facciamo un segno sul foglio, dimostriamo un po' inconsciamente quello che siamo. Quindi qui non abbiamo barriere e l'inconscio esce tutto. Allora, proprio per questa ragione, in genere uno mi chiede, ma dimmi qualcosa. Allora io, per educazione, anche per professione, che ho per professionalità se vogliamo, cerco di trovarne gli aspetti più positivi, e fin qua va tutto bene. Ma poi quando mi dicono no, ma io non mi accontento, dimmi anche quali sono i limiti, perché dei limiti che io in qualche modo posso migliorare. Allora qua comincia a diventare un po' problematico, perché apparentemente sembra che noi tutti siamo preparati a sentire questo, ma sentire questo da uno che ha fatto capire che legge molte cose, un po' anche ci disturba. Da fastidio decisamente. E allora questa è una materia su cui bisogna andare molto cauti, ecco, molto cauti. E quindi io cerco, alle volte mi lascio andare, no? Perché sì, è anche stimolante questa domanda. È meglio andare cauti, quindi anche perché intanto la persona non conosce mai completamente se stessa. E sentirci dire certe cose che magari un po' ci fanno paura, che non conosciamo, un po' ci disturba. E poi ci si riflette e magari non si dà più il saluto al grafologo, e quindi questo è antipatico. No, è antipatico. Una cosa che mi viene in mente adesso così, non so, se io cado e mi faccio male il polso, cosa succede? Oppure ho la mano intorpidita da qualcosa? Ovviamente cambio la mia scrittura. È questo che sta a significare. Certo. Perché se l'impulso, lei mi dice, arriva dal cervello, sì. Però è anche una parte tecnica che disturba. L'impulso, scusate, sicuramente parte dal cervello. Lo strumento che noi abbiamo è il braccio che dà la continuità con la penna, per cui noi facciamo un certo segno. Ovviamente se la mano è impedita, il segno diventa un po' più stentato, un po' più difficile a realizzarsi, ma il movimento, anche se impedito, è sempre lo stesso. Per esempio, se io, come ho detto prima, devo fare un movimento curvo, perché questo è il mio atteggiamento di generosità, di altruismo, di espansione, anche se la mano è impedita, il gesto sarà sempre questo. Tanto che si dice, per aiutarvi, che anche dovessi scrivere con la mano, la bocca o con il piede, il mio movimento, impedito ovviamente perché non ho mai esercitato la bocca o il piede per scrivere, sarà comunque circolare oppure angoloso.
Sta al grafologo capire che se c'è questo tipo di difficoltà tenerne conto, però sa anche che questo è un po' il significato di fondo, perché il nostro temperamento è sempre lo stesso. Quindi noi nasciamo in un certo modo, ci evolviamo, abbiamo delle esperienze che modificano un po', però dal punto di vista temperamentale noi saremo sempre o linfatici, o nervosi, o biliosi, o sanguigni, e questo in qualsiasi situazione della nostra vita. E allora, siccome prima parlavamo di Spetegules, ma poi abbiamo deviato, adesso le chiedo, abbiamo parlato di Berlusconi e di Renzi, mi sa dire qualcosa? Oddio, si va un po' male a parlare di Renzi perché oramai per televisione un po' tutti l'abbiamo conosciuto e quindi già ci ha dato delle informazioni così a livello del suo modo di gestire il suo atteggiamento, sempre molto all'altezza del ruolo, estremamente disinvolto, addirittura qualche volta logorroico nel parlare, per cui voi mi direte se dalla scrittura. Vi dirò che io ho potuto esaminare pochissimo, mi ricordo quello scritto che lui ha fatto in Parlamento dove faceva delle annotazioni, che poi è apparso sul Corriere della Sera, per cui questo è il documento che ho potuto un po' osservare. Di qualche mese fa, se non addirittura dell'anno scorso, e da lì che cosa si poteva vedere? Innanzitutto dall'energia, cioè sicuramente è un personaggio energico. Ha il segno ardita, quindi è piuttosto determinato nelle sue informazioni. È molto attento a salvaguardare il proprio io, quindi piuttosto egocentrico e battagliero. Non ha la fluidità e l'abilità di Berlusconi, che ha un segno fluida che entra dappertutto, è più immediato, irruento e incisivo. L'altro è molto più attento, più furbo, più sicuro di sé. Ecco, questo sì. Però. E allora adesso parliamo di un altro personaggio storico, che così poi andiamo sul serio. Ma no, ecco, io posso parlare in base alle esperienze che ho avuto, sì. tenendo delle conferenze in situazioni anche diverse. Ho avuto modo di presentare un libro interessante di preghiere di Laura Darè, una poetessa che ci ha lasciato qualche mese fa e che io saluto, è in alto che ci osserva perché sarà anche da lì molto attenta a sentir parlare di sé. Nel presentare il libro su Fra Claudio Granzotto, un libro di preghiere, io ho avuto modo di analizzare lo scritto di padre Granzotto. Fra Claudio, che si chiamava Riccardo Granzotto come nome di battesimo, è stato un importante artista, è stato uno scultore. Io ho avuto modo appunto, come vi ho detto prima, poc'anzi del Cima, di analizzare scritture come di Amedeo Modigliani, di Morandi, addirittura ho fatto il confronto nel periodo del Rinascimento di analizzare scritture di Michelangelo piuttosto che del Cima, quindi del Tintoretto, di vederne le affinità oppure le cose che contrastavano. Ecco, di questo frate che è diventato frate in età adulta, quindi era già un affermato professionista, uno scultore. Pensate alla chiesa di Santa Lucia, alle sculture all'interno, ma anche alle sculture che noi troviamo alla chiesa dei Frati di Vittorio Veneto. Ho potuto esaminarlo dal punto di vista della sua abilità artistica, quindi come scultore, quindi energia fisica, ma anche della sua grande spiritualità e della sua generosità incredibile. Lui ha lasciato come testamento aiuterò e consolerò tutti. Ecco, io ho cercato di vedere se queste ultime parole estreme di Fra Claudio potessero trovare conferma nella sua scrittura. Ecco, la sua scrittura semplice, pur essendo un professionista erudito, era di una semplicità e di un'umiltà incredibile. Lui arrivava da Vittorio Veneto con il treno a Conegliano Veneto, partiva da Conegliano Veneto e arrivava poco lontano da qui, a Santa Lucia a piedi. Faceva la questua durante il percorso e donava tutto ai poveri. Benissimo.
L'argomento è interessantissimo, signor Pasqualotti. Io credo che avremo ancora modo di ospitarla nei nostri studi. Lo farò volentieri. Ecco, e allora andremo avanti, magari ci racconterà la storia della grafologia e ci racconterà tante altre cose molto interessanti. Potremmo, mi viene in mente, anche esaminare qualche scrittura qui, magari potremmo far vedere la scrittura e dare qualche indicazione. Molto volentieri. Allora, adesso io la saluto, salutiamo tutti i nostri telespettatori. Grazie ai telespettatori, spero di avervi un po' incuriosito quantomeno. Sicuramente sì, avremo modo sicuramente di rivederci. Benissimo. La ringrazio, è stato un piacere. Grazie a lei e grazie a tutti i telespettatori. E buongiorno a tutti. Buongiorno.